Scatman's World. Bella ragazzi, a tutti dal commendatore veneziano, ragazzi, siamo nella modalità My Career WWE 2K15, ragazzi. Purtroppo mi sta rompendo abbastanza il cazzo Avermedia oggi, infatti ho registrato un video con 2 match, uno anche per il contendente al titolo NXT, ma quando ho cliccato fine per fine registrazione è crashato Avermedia e non mi ha salvato un cazzo, quindi molto bene. Fatalità, ecco, 2 match che ho perso tutti e 2, ragazzi, purtroppo. Ho perso la possibilità di essere il contendente numero 1 per il titolo NXT, non l'avrei veramente mai pensato, è stato un match anche poco combattuto purtroppo, e ho perso male, quindi non sono ancora pronto per essere il primo contendente. Qua nel match successivo il buon Bill DeMott mi ha detto di fare un bel match, ma purtroppo ho perso anche contro Ray Rich, quindi in quel video là avevo perso 2 volte, ho fatto le mie prime 2 sconfitte e quello stronzo di Avermedia non me le ha registrate. Vabbè, adesso chiaramente siamo alla 4ª settimana di agosto e devo cominciare a rivincere perché comunque sono state 2 sconfitte molto pesanti per te. Ok, quindi mi dà un'altra occasione per diventare il primo contendente. Speriamo di sfruttarla, chiaramente adesso un overall già un po' più alto con 61, quindi è chiaro insomma che dopo diversi match, ne ho già fatti 7 o 8, tutti mi vogliono insomma diventare il primo contendente perché devo cominciare ad andare nei palinsesti principali, cazzo, o SmackDown. Vediamo un po' la situazione, però sono rimasto proprio male perché ho perso 2 match non bene. Vai, altra opportunità per essere il primo contendente, dai Cuba. Cerchiamo di giocare semplice. 2 sconfitte con... Oh, bravo, Kuma, bravissimo. Grande inizio del talentissimo. Mi sei piaciuto, Kuma, mi sei proprio piaciuto. E vai, gomitata sulla testa. Beh, e Londero, lei mi stilo taroccato, dai, non possiamo non vincere con lui. Avevo sempre vinto, cazzo. Bravo. Ecco l'occasione ghiotta stavolta. Ok. E beh, chiaro. Dai che è nostro, bellissimo. Ciao, ciao, baby. Ciao, amore. Perfetto. Il Kuma è partito alla grandissima. Il Kuma è partito alla grandissima. E ancora, voglio fare tutte le ragazze, voglio stare tranquillo, perché veramente aver perso quei 2 match mi ha fatto girare abbastanza i coglioni. Vai che va su, e ciao amore. Ciao Stellina, ciao Stellina bella. Ciao Ray Mysterio taroccato. Ciao Ray taroccato. Bravo Kuma, il Kuma è incazzatissimo. È già distrutto, dai, non posso competere questo. Attenzione, va a vuoto e ancora il Kuma. Ricordo sempre che il Kuma è le prime armi, quindi non sa fare tante mosse, è ancora un database di mosse limitato, ma presto arriveranno tante, ragazzi. Non vedo l'ora di approdare nella WWE che conta, ragazzi. Anche qui ci sarà il saluto kumeniano, quello di ogni video con WWE. Wow, amici del grande wrestling, in stile Franchini e Posa. Per adesso siamo ancora nell'anticamera dello wrestling vero. Bravo, no, vabbè, ma questo match non posso perderlo, cioè non... Cosa ha fatto lo Ray Mysterio taroccato? Dai che la spezza... Aia, no, allora, non so se hai capito. Ecco, qua comando io, vecchio. In questo ring comando io. Spinebuster kumeniana. E adesso andiamo a chiudere. Dai, per 2 volte mi hanno rubato la... Ancora, incredibile. È già il 3º match consecutivo che perdo la possibilità di fare l'RKO. Non l'avete viste le altre 2 purtroppo perché Avermedia ha vaneggiato, ma è stato così. Ho perso così i match. Aia, incredibile, non riesco più a fare la mossa finale, è pazzesco. Me la fregano sempre.
riescono sempre a pararsi il culo. Adesso il Comendone sarà anche bloccato psicologicamente perché, ripeto, i 2 match che ho perso nel video che non sono riuscito a registrare sono finiti proprio così. Grande proprio, ma grandissimo. Non sono riuscito a fare la finisher. Sì, però Fury e Londere è proprio distrutto. Eccola. Porca trota. Troppo tardi. Come per piacere non puoi perdere ancora un match così, Poi questo lo sto dominando, cazzo, almeno gli altri stavo soffrendo, ma questo è proprio un dominio puro. Anche lui però è vicino adesso. È vicino anche lui alla finisher, cioè alla special. Rope break, non rompiamo i coglioni. Il Kuma è stanco però, il Kuma è stanco. Aia, niente, non riesco più a fare un cazzo. Da quando ha sbagliato la finisher il Kuma non c'è più, psicologicamente è in difficoltà, ragazzi. Il Kumendone è in difficoltà. Non può rischiare di perdere il terzo match. Cazzo, avevo parata però qui, anche questa. Attenzione anche lui alla special. Bravo Kuma. Ma la sofferenza è veramente elevata. Sofferenze elevate. Aia. Devo parargli un po' di mosse, se no alla fine. Ancora troppo, sì, vabbè, però sempre troppo tardi, cazzo. Aia. No, queste non me le fai, stronzo. Queste non me le fai. E vai, merdaccia. Ecco la finisher. Ecco la finisher. Niente, non riesco proprio a fare niente. Aia. Niente, troppo tardi sempre. Non riesco più a fare un... vabbè, qua lei mi stilo taroccato, cosa sta combinando? Bravo. Bravo, dai Kuma. Prendiamo un po' di ossigeno, dai. Il Comendone è distrutto però, Dai, carichiamoci. Adesso devo fare... Oh, dai cazzo. Dai Archeo. Dai Archeo. Dai Archeo. E vaffanculo. E vaffanculo Archeo. Vai. 1, 2 e 3. E sono il primo contendente. E match is over. The match is over, ragazzi. The match is over. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ragazzi. Il Comendone è il primo contendente per il WWE Next NXT. Non so come cazzo si dice. Sono il primo contendente, ragazzi. E godo, e godo, e godo. Che sofferenza, ragazzi. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Vi saluto con questo match. Ho già fatti altri 3. Porca puttana, che però non mi ha registrato, ripeto. E dopo le 2 sconfitte sono riuscito a vincere. Straordinario. Adesso vediamo se sono il primo contendente. Sei il contendente numero 1 per il titolo NXT. Congratulazioni. Ragazzi, nel prossimo video teoricamente ho l'occasione di diventare campione NXT. Speriamo bene, ragazzi. Speriamo bene. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao. Aspetta Triple H. No, per il prossimo match, ciao, veramente sarà devastante. Adesso sì, un saluto dal Comendone veneziano. Grazie Triple. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.